quello del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che sabato sarà a Venezia ospite d'onore del giuramento dei cadetti della Scuola Navale Militare Morosini. I lavori per la terza corsia nel tratto Sandona-Porto Gruaro saranno velocizzati utilizzando anche risorse aggiuntive. L'annuncio del segretario del PD Veneto Martella, che ha interessato della questione il governo. Speedline domani a Santa Maria di Sala. Il ministro del lavoro Orlando incontrerà i lavoratori. Nel frattempo sono stati sbloccati gli stipendi dei dipendenti di Superjet. 3 quindicenni di origine bengalese sarebbero stati rapinati in via dell'Elettricità a Marghera da malviventi che gli hanno puntato un coltello. Indaga la polizia. Il turismo è tornato ai numeri del 2019, ma i mezzi di trasporto pubblico sono stati ridotti. La denuncia dell'ex sindacalista CGIL Novembrini, ora membro del Partito Democratico. Conto alla rovescia quasi terminato per la Dunata Nazionale degli Alpini a Rimini, che arriva dopo 2 anni di fermo causa Covid. Oggi le prime penne nere veneziane si sono accampate a Riccione. Calcio, mentre il Venezia gioca il recupero di campionato, il vicepresidente Andrea Cardinaletti fa il punto in esclusiva ai nostri microfoni sui programmi futuri. Ben ritrovati con il telegiornale di Venezia dei notiziari di Antenna 3. Bene, l'avete sentito, comincia a delinearsi il programma della visita in Laguna del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che sabato sarà ospite d'onore del giuramento in piazza San Marco dei cadetti della Scuola Navale Militare Morosini di Sant'Elena. Cominciano a prendere sempre più corpo i dettagli della visita del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che sabato sarà a Venezia per partecipare come ospite d'onore alla cerimonia di giuramento dei cadetti della Scuola Navale Militare Francesco Morosini di Sant'Elena. Francesco Businaro, presidente dell'Associazione Nazionale Scuola Navale Militare Morosini, che sabato prenderà dal palco la parola poco prima del Capo dello Stato, per noi racconta: oltre agli allievi della scuola vi sarà anche una nutrita schiera di ex allievi che saranno presenti con le 57 bandiere dei corsi che si sono succeduti dal 1961 a oggi e con 6 compagnie d'onore che sfileranno dinanzi al Capo dello Stato. Mattarella sarà in piazza tra le 10:30 e le 11 del mattino. Nel programma della sua veloce visita a Venezia è previsto anche che si rechi a Sant'Elena, nella sede della scuola, per firmare il registro d'onore. Inoltre potrebbe, anche se questo non è ancora certo, fare una capatina a Murano con il sindaco per raccogliere l'appello dei mestri vetrai di Murano in ginocchio per la crisi. Quest'ultimo dettaglio però non è ancora sicuro. La scuola Morosini festeggerà così il suo 60° di fondazione. Ma soprattutto per poter dare alla nazione cittadini cresciuti secondo quelli che sono i dettami delle scuole della Marina, Patria e Onore, scritta che campeggia sull'edificio, e soprattutto nei valori più formanti e veri, che sono quelli dell'amicizia, della lealtà e dell'onestà. I lavori per la terza corsia del tratto della A4 tra San Donà e Porto Gruaro saranno velocizzati utilizzando anche risorse aggiuntive. L'annuncio del segretario del PD Veneto Martella, che ha interessato della questione il governo. Il tratto veneto della 4 è ormai una priorità nazionale ed è un'urgenza assoluta trovare una risoluzione a questo problema. La tragedia di ieri e quelle degli altri giorni ormai ci dicono che sta diventando una situazione insostenibile per la sicurezza delle persone, per il nostro sistema economico e produttivo. Gli ultimi 2 incidenti mortali avvenuti nel giro di appena 24 ore hanno reso ancora più drammaticamente urgente una rapida messa in sicurezza dell'autostrada Venezia-Trieste nelle tratte in prossimità dei cantieri per la realizzazione della terza corsia. Il segretario del Partito Democratico Veneto, Andrea Martella, si è mosso sia col governo che col Ministero delle Infrastrutture. Il ministro Giovannini ha detto che verrà accelerata la costituzione della NewCo, cioè della nuova autostrada, che è la nuova società autostradale che avrà in concessione quel tratto, e ovviamente dovranno essere programmati in termini più veloci di quanto è previsto attualmente i lavori necessari
anche con delle risorse aggiuntive che dovrà reperire lo Stato. Azioni mosse da una situazione che chiede una risposta immediata. Bisogna fare presto, bisogna fare velocemente, bisogna inserire nella programmazione e nella realizzazione il tratto Sandonà-Portogruaro, non si può aspettare oltre e bisogna costituire al più presto la società, fare la convenzione e reperire le risorse. Speedline, domani nel primo pomeriggio arriverà a Santa Maria di Sala il ministro del lavoro Andrea Orlando per porre l'attenzione sulla situazione dei lavoratori. È atteso per le 14.30 il ministro del lavoro e delle politiche sociali Andrea Orlando al presidio dei dipendenti della Speedline che si terrà domani a Tabina di Santa Maria di Sala. Riteniamo che sia un momento importante per mantenere alta l'attenzione su questa vertenza, hanno scritto i sindacati FIM e FIOM, soprattutto in queste settimane nelle quali il gruppo Ronald sta valutando se accogliere la proposta progettuale fatta da Fondazione Ergo per rilanciare l'azienda. Nell'ultimo incontro al Ministero dello Sviluppo i sindacati hanno ribadito l'importanza di ripartire dal progetto presentato per iniziare a ricostruire e che in questa fase delicata l'azienda non faccia alcuna forzatura per spostare le produzioni altrove. Al Ministro del Lavoro hanno scritto ancora i sindacati: chiederemo di continuare a seguire la vertenza come è stato fatto fino ad oggi e di confermare l'impegno già dichiarato in sede istituzionale di sostenere il progetto di rilancio della fabbrica di Tabina. Superjet, Intesa San Paolo, ha messo a disposizione le risorse per corrispondere agli stipendi in sospeso dei 144 dipendenti in cassa integrazione con retribuzione congelata. Una soluzione provvisoria e straordinaria. Il gruppo bancario in una nota spiega di confidare nel tempestivo completamento dell'iter autorizzativo in corso presso le autorità competenti promosso dalla Superjet nelle scorse settimane e finalizzato allo sblocco dei propri conti correnti attualmente non utilizzabili per le sanzioni applicate dalla Comunità Europea. Intanto i dipendenti dell'azienda potranno ricevere rapidamente il pagamento degli stipendi. Pochi giorni fa i lavoratori di Superjet si erano presentati davanti alla sede mestrina della banca in piazza Ferretto per manifestare e chiedere una soluzione. CGIL, CISL e UIL mobilitati per evitare che il Parlamento renda facoltativa la clausola sociale in materia di appalti pubblici. Sentiamo. Migliaia di posti di lavoro in Veneto sono garantiti dalla clausola sociale, quella che assicura la riassunzione dei dipendenti in caso di impresa subentrante in un appalto pubblico. In Parlamento ora si sta discutendo per renderla facoltativa e i sindacati CGIL, CISL e UIL si stanno mobilitando per evitarlo. Parliamo di migliaia di lavoratori nelle mense scolastiche, mense ospedaliere o delle case di riposo, piuttosto che abbiamo tutto un indotto legato al sistema dell'igiene e delle pulizie e anche qui abbiamo migliaia di persone nel pubblico, però ci ricordiamo anche il privato, tipo le poste, nel senso che è ovvio che ci sono anche ambiti che comunque sono di fruibilità comune, che sono comunque caratterizzati dalla gara di appalto. Il rischio che noi intravediamo è che gli appalti anche nel settore pubblico, quindi di servizi essenziali, si basino su una riduzione dell'occupazione, quindi una riduzione dei costi della manodopera e sull'avvio di una stagione nella quale anche i servizi offerti alle persone possano subire un peggioramento per una mancanza di continuità nei lavoratori e delle lavoratrici di servizi essenziali. I sindacati hanno scritto al governatore veneto e agli assessori alla sanità, al lavoro e alla mobilità. Perché facciano sentire la loro voce a livello del governo, dove è in discussione il decreto legge sui lavori pubblici, perché la clausola sociale resti una clausola obbligatoria. Il turismo è arrivato ai numeri del 2019, ma i mezzi di trasporto pubblico sono stati ridotti. Così l'ex sindacalista della CGIL Walter Novembrini, ora membro del Partito Democratico. C'è una forte preoccupazione rispetto alla quantità e alla qualità del servizio offerto alla cittadinanza, perché ci sono problemi sia trasportistici sia di sicurezza.
che si vedono già in questi giorni, con un'amministrazione che da un lato dichiara che abbiamo gli stessi turisti del 2019, dall'altra non è in grado di dare lo stesso servizio del 2019, nonostante il governo abbia messo per il 2022 quasi 25 milioni di euro solo per il trasporto veneziano. Il turismo dunque è ripreso con numeri pari a quelli del 2019, ma i mezzi di trasporto nel frattempo sono diminuiti. Solo nel Canal Grande c'erano 13 corse ora nel 2019, ce ne sono 8 nel 2022. Per questo il circolo del PD pone l'attenzione sulla necessità ora più che mai di far fronte al problema. Il Partito Democratico aveva proposto già ben prima della pandemia di gestire i flussi e di governare i flussi, facendo delle linee ad alta capacità esterne per lasciare il servizio interno ai cittadini di Venezia. Siamo rimasti inascoltati. L'obiettivo è uno: programmare e strutturare un trasporto pubblico adeguato. La nostra azione è tesa a unire il centro-sinistra e la città e a chiedere con forza, uno, che se la decisione dell'in-house si dica alla città qual è la quantità di servizio che entrerà dentro all'in-house e come si intendono governare i flussi e gestire il turismo. A Martellago si è riunita la 45esima Assemblea di Solidarietà Veneto. Tra gli argomenti entrati nel dibattito anche la nuova situazione economica che si è venuta a creare in seguito alla guerra in Ucraina. In questa fase credo che la parola chiave sia emotività. Dobbiamo evitare di approcciare gli investimenti sotto la chiave dell'emotività, dell'emozione che ci porta umanamente anche a agire in maniera poco razionale quando abbiamo a che fare con eventi di questo tipo. La crisi provocata dal conflitto in Ucraina entra inevitabilmente anche nel dibattito della 45esima Assemblea di Solidarietà Veneto che si è tenuta a Martellago, proprio in un momento in cui le difficoltà causate dal Covid apparivano invece superate senza grosse conseguenze. Il miglior bilancio di sempre per il Fondo Pensione Regionale, perché raggiungiamo la soglia dei 2 miliardi di patrimonio con una crescita di patrimonio dovuta ai rendimenti finanziari che sfiora i 100 milioni, 120.000 iscritti e ci consolidiamo in questo senso come fondo più diffuso nella nostra regione. Nella fase calante del Covid però è la situazione internazionale a rendere le cose complicate. I prezzi delle materie prime, l'inflazione, questo sta causando un rallentamento complessivo dell'economia e anche e soprattutto sta impattando in termini di rialzo sui tassi di interesse. Ecco, il rialzo dei tassi di interesse assieme alla crisi geopolitica avrà nel breve termine sicuramente un impatto negativo, inutile nascondersi, su tutte le forme di risparmio, specialmente quelle più orientate al breve termine. Ciò non toglie che nel campo dei fondi pensionistici, così come in altri ambiti economici, possano aprirsi scenari interessanti. Lei come la vede? Più ottimista, pessimista? Cosa dobbiamo aspettarci per il futuro? Io sono sempre stato un ottimista, è meglio essere ottimisti e aver torto che pessimisti e avere ragione. Il risultato è lo stesso, ma sei vissuto meglio. La cronaca, ora 3 quindicenni bengalesi residenti a Mestre sono stati rapinati in via dell'Elettricità a Marghera. Tornavano a Marghera nella zona del Molo 5 in via dell'Elettricità quando appunto sarebbero stati rapinati. Dal loro racconto i 3 sarebbero stati avvicinati da un'auto con a bordo 3 persone che li avrebbero minacciati con un coltello per farsi consegnare soldi e oggetti di valore, dando il denaro, gli smartphone e un monopattino elettrico. Sull'episodio indaga la polizia. Un aiuto potrebbe arrivare anche dai filmati delle telecamere di videosorveglianza della zona. E nella giornata nazionale contro la pedofilia la Polizia Postale del Veneto denuncia un aumento dei reati in questo tema appunto rispetto all'anno precedente. I reati di pedopornografia sono in aumento, lo denuncia la Polizia Postale del Veneto esaminando i numeri del primo trimestre del 2022, in occasione della giornata nazionale di lotta alla pedofilia. Il numero degli arresti è cresciuto rispetto al 2021, 3 nel trimestre appena concluso, a fronte di un arresto effettuato nello stesso periodo dello scorso anno. La pedofilia diventa un pericolo imminente anche per i più piccoli. 97 i casi trattati nel 2020, oltre a 4 fenomeni di adescamento, a fronte di 168 rilevati nel 2021 con 21 di adescamento, con una percentuale di incremento pari al più 87%.
Nel 2021 sono stati 189 i casi trattati dal compartimento Polizia Postale delle Comunicazioni del Veneto, casi nei quali famiglie e vittime sono state costrette a fare i conti con la capacità manipolatoria di adulti consapevoli, con la circolazione illegale di immagini di violenza, la condivisione in circuiti apparentemente anonimi di confessioni di fatti di abuso. A riprova dell'aggravamento della minaccia contro infanzia e adolescenza in rete, cresce il numero di soggetti indagati per reati di pedopornografia e adescamento denunciati all'autorità giudiziaria. 104 denunce e 11 arresti nel 2020 contro 118 denunce e 15 arresti nel 2021. Adunata degli alpini, conto alla rovescia, e oggi le prime penne nere dal veneziano si sono accampate a Riccione. Una lieve pioggia bagna oggi la Romagna, dove il conto alla rovescia per la 97esima adunata nazionale degli alpini è quasi arrivato al termine. Il raduno, al quale parteciperanno decine di migliaia di penne nere, si svolgerà a Rimini dopo quasi 2 anni di stop a causa del coronavirus. I primi alpini veneziani, i cosiddetti alpini a quota zero, sono già arrivati e subito si sono messi al lavoro. Noi ci siamo accampati in un campeggio a Riccione, perché in zona Rimini sì, ci sono degli attendamenti, però volevamo stare tutti assieme tra vari gruppi della nostra sezione, per cui per trovare un posto tutti assieme ci siamo spostati. Quelli di San Michele Tagliamento Bidione saranno partiti alle 7, erano già qui. Io sono partito alle 9 da Mestre, 9:30, e sono arrivato qua all'1. Per gli alpini e non solo, ritrovarsi assieme in un incontro così importante e così denso di significati come la Dunata Nazionale ha sempre rappresentato una forte emozione, che molto probabilmente sarà resa ancora più intensa da quanto accaduto nell'ultimo periodo. I 2 anni sono stati un po' difficili, un po' per tutti, sia per il lockdown, sia per tutte quante le varie ore di lavoro che abbiamo fatto con l'associazione, con l'organizzazione civile, per aiutarci un po', anche per aiutare anche il prossimo. Con la pandemia, tornare qua è un tornare verso vecchi ricordi, ma con la prospettiva di ripartire. E domenica 8 maggio in diretta su Antenna 3 per tutta la giornata vi racconteremo naturalmente la Dunata Nazionale degli Alpini numero 93, con una diretta che inizierà alle 9 del mattino. E siamo ora alla pagina dello sport, calcio, mentre la squadra è in campo per disputare a Salerno il recupero di campionato. Il vicepresidente del Venezia, Andrea Cardinaletti, in una nostra intervista in esclusiva fa il punto sui programmi futuri del club. Siamo venuti a conoscere il vicepresidente del Venezia Football Club, Andrea Cardinaletti. Grazie per essere con noi. Grazie a voi, è un piacere avervi qui allo Stadio Penso. Prima della finale di Coppa Italia Primavera al Penso di Sant'Elena tra Fiorentina e Atalanta, vinta dai Viola per 1-0, il vicepresidente Andrea Cardinaletti detta le linee degli arancione-verdi per tentare l'impresa della permanenza in Serie A. Se uno non fa tutto quello che è possibile fare per raggiungere un obiettivo, ovviamente ha 2 rimpianti, uno di non averlo raggiunto e l'altro di non aver fatto tutto quello che poteva. Finita la stagione ci potremo veramente concentrare su come costruire il futuro e dovremo passare attraverso questa capacità critica che ci farà bene. Il progetto del Venezia Football Club, con la proprietà a guida americana, comunque, garantisce Cardinaletti, è giovane ma solido e andrà avanti a prescindere dalla categoria. La permanenza in Serie A o meno determinerà più o meno le accelerazioni ai nostri progetti, ma siamo pronti, come lo eravamo l'anno scorso, siamo pronti ad affrontare ogni tipo di eventualità. Lo scorso anno ci siamo trovati con la squadra in Serie A e ci siamo posti l'obiettivo di portare anche il nostro stadio in Serie A e l'abbiamo fatto con una cavalcata che quest'estate ci ha visto impegnati per 100 giorni in un percorso di grandissima efficienza e che ci ha inorgoglito molto.
E vi ricordo l'appuntamento con la Zanzega, ultima puntata a partire dalle 21:15 questa sera. Lelle Marcassi e Ivo Gallo proporranno il meglio di questa intensa stagione alla scoperta dei luoghi più belli del nord-est. Appuntamento naturalmente prima serata alle 21:15 su Antenna 3. Ed è tutto, io vi ringrazio per essere stati con noi, vi lascio come sempre al meteo con le previsioni per le prossime ore. Arrivederci. Siamo aperti! Chef Alberto vi aspetta con la bontà dei suoi piatti e la sicurezza dei nostri locali. Locanda Pontestella al Borgo, a Casale sul Sile. Bentrovati al meteo. Una perturbazione interesserà il nostro territorio. Venerdì 6 maggio il tempo risulterà spiccatamente instabile, ma diamo uno sguardo insieme alla situazione. Sul Veneto cielo in prevalenza molto nuvoloso, con precipitazioni diffuse, come vediamo, per buona parte della giornata. Probabile diradamento, esaurimento dei fenomeni su gran parte del territorio a partire dalla sera. Temperature minime comprese tra 11 e 14 gradi, massime invece in lieve calo, oscillanti tra i 17 e i 20 gradi all'incirca. Spostiamoci ora sul Friuli Venezia Giulia, anche in questo caso sarà molto nuvoloso, con piogge sparse e intermittenti, in genere di debole intensità. Temperature minime tra 10 e 15 gradi, massime sui 19 e 20 gradi. Infine diamo uno sguardo al Trentino Alto Adige, dove avremo poche novità, rovesci sparsi per tutta la giornata, migliorerà poi nella notte. Temperature minime intorno ai 12 gradi, massime sui 18-19 all'incirca. Dal meteo per ora è tutto, vi auguro un buon proseguimento in compagnia di Antenna 3. Siamo aperti! Chef Alberto vi aspetta con la bontà dei suoi piatti e la sicurezza dei nostri locali. Locanda Pontestella al Borgo, a Casale sul Sile.